Mi raccomando ragazzi, non dimenticatevi l'appuntamento importantissimo di domani, venerdì 21 agosto, verranno pubblicati 4 video su questo canale di Matto Scacco, un video alle ore 8, un video alle ore 12, un video alle ore 16 e non perdetevi l'ultimo appuntamento che forse è il più importante di tutti, alle ore 20, mi raccomando. Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere una partita eccezionale, incredibile, mitica, unica, dell'ineguagliabile Garry Kasparov. Poco si vede che è il mio giocatore preferito? No, non si vede. E questa partita ve la voglio condire, presentare bene prima di vedere le mosse sulla scacchiera, proprio perché penso che sia una partita incredibile e voglio leggervi i commenti che fecero all'epoca i grandi maestri in merito a Kasparov e questa partita. Allora, Floor, che è stato uno dei più grandi scacchisti degli anni 30, disse in merito a questa partita, disse: per quanto posso dedurre da questa partita, se Kasparov non può essere ancora chiamato accademico, il titolo di professore è già sicuramente suo. Perché la cosa fece così scalpore? Perché allora, 1979, Kasparov aveva solo 16 anni e poteva vantare incredibili sequenze di vittorie impressionanti in tornei con grandissime presenze di grandi maestri. Tenete conto ovviamente che non tutti, come abbiamo già detto molte volte, possono diventare gran maestro a scacchi. Tenete conto che al mondo ci sono solo circa 2000 gran maestri, c'è chi arriva al titolo di gran maestro a 50 anni, 40 anni. Kasparov diventò campione del mondo a 22 anni, quindi stiamo parlando di un giocatore che ha sicuramente non una marcia in più, ma un intero cambio sequenziale. Tal asserì che ogni vittoria del ragazzo alla Superliga del 1979 era stata sensazionale. Infatti divise il terzo e il quarto posto con Balashov. Eppure non è un segreto che molti si aspettavano qualcosa in più da lui. Comunque, il giovane non ha ancora imparato a controllare semplicemente il proprio gioco, ma pian pianino migliorerà sempre di più. Il commento di Botvinnik in proposito fu che tutti sbagliano e disse: anche il serio e metodico Yusupov ogni tanto incappa in passi falsi, per cui quelli occasionali di Garry non ci dovrebbero preoccupare particolarmente, maturerà e gli errori scompariranno. In effetti il gioco di Kasparov ha già destato un'enorme impressione, così come il suo stile. Il suo più grande successo è stato il torneo della primavera del 1979 in Jugoslavia, dove arrivò primo davanti a un gruppo di forti granmaestri, tra i quali Petrosian, Anderson e Brown. Il suo gioco era l'attrazione principale della competizione e gli spettatori si affollavano per poterlo seguire. Senz'altro sarà una futura leggenda. E in più c'è anche da considerare la sua forte appunto amicizia con Botvinnik. Ha lavorato nella sua scuola per 5 anni e tuttora si ritiene ancora uno studente di quella scuola e si sente spesso con Botvinnik. A ogni fine partita Kasparov andava da Botvinnik a dire: allora com'è stata questa partita, cosa ne pensi? Floor inoltre sottolineava che il giovane possiede serietà e grande capacità di concentrazione. Alcuni giocatori preferiscono passeggiare un po' quando non è il loro turno di muovere e si fermano anche a parlare con amici e colleghi, ovviamente non di scacchi. Kasparov invece si siede alla scacchiera e pensa, proprio come faceva il grande Botvinnik. Solo quando ha un vantaggio netto si permette di alzarsi e sgancrirsi le gambe. Petrosian inoltre afferma: Garry è un grande talento, lo paragonerei a Tal, ma il solo talento però non garantisce i risultati migliori. Molto dipenderà soprattutto da come saprà reagire alla prova del successo. E dopo questa splendida presentazione andiamo a vedere questo capolavoro di partita. La partita è stata giocata a Sparta e ha usato la difesa a 300? No, ha usato un'apertura normale. Kasparov con il bianco, il suo avversario Budnorius con il nero. Andiamo a vedere le mosse. D4, cavallo F6, ok, ci siamo, ok, ci siamo, C4, E6, cavallo F3, alfiere B4, scacco, qui Kasparov si difende con il cavallo in BD2, a questo punto arrocco corto da parte dell'avversario, E3, siamo ovviamente ancora in apertura, entrambi i giocatori cercano di trovare la collocazione migliore per i propri pezzi. Qui
il nero appena affianchettato, perché praticamente vuole sviluppare il proprio alfiere in fianchetto, appunto. Probabilmente Kasparov troverà un modo per sviluppare questo alfiere, dopodiché arroccherà e via dicendo. Alfiere D3, appunto, è la mossa che viene giocata. Alfiere B7 da parte del nero, arrocco corto D5, e ora bisogna iniziare a trovare un modo per scacciare questo fastidiosissimo alfiere in B4. In realtà, dopo che il bianco arroccato non è più così fastidioso, però è anche un modo per espandersi eventualmente sull'ala di donna. A3 per spostare questo alfiere, e ora ovviamente una ritirata probabilmente in E7 non sarebbe la soluzione migliore, perciò decide di cambiare su D2 e alfiere per D2. A questo punto manca un solo pezzo leggero da sviluppare al nero, che è proprio il cavallo in B8, e dunque il cavallo va in D7, e adesso è il momento sia di mettere le torri su colonne migliori, centrali, e poi di trovare anche una collocazione per la donna. Ma prima Kasparov decide che è il momento di catturare al centro, alfiere per D5, anche perché dopo un'eventuale cattura di pedone questo alfiere avrebbe la diagonale bloccata, perciò il nero decide di catturare di alfiere, e adesso B4 per cercare di controllare il più possibile questa casa C5. Nonostante tutto, comunque il nero può giocare questa mossa, quindi viene giocata comunque la mossa C5. Torre C1, la torre prende il controllo di una colonna che probabilmente prima o poi si aprirà, cattura di pedone e cattura di cavallo. Ok, diciamo che qui Kasparov ha giocato un'apertura senza troppe pretese, non è una di quelle aperture che porta il bianco ad avere un controllo solido del centro, un vantaggio di sviluppo particolare nei confronti del nero o cose particolari. È un tipo di apertura tranquillissima, probabilmente era veramente giovane qui, aveva, ripeto, 16 anni e doveva ancora trovare poi il suo repertorio definitivo, ma c'è un ma. Kasparov non voleva andare subito in superiorità in apertura, nel senso che il suo punto forte era quello di dare il massimo all'interno del medio gioco, quindi voleva, anzi, e troverà il modo per riuscire ad andare in vantaggio nel medio gioco, e questo è il normale atteggiamento dei giocatori che hanno piena conoscenza delle loro qualità strategiche, quindi non ha alcun problema di dire ah cacchio, devo uscire subito in vantaggio dall'apertura altrimenti la partita finisce in pareggio. No, anzi vedrai. È il turno del nero, e ora cavallo in E5. Questo cavallo minaccia il nostro alfiere, che ha bisogno di trovare una buona collocazione. Dimmi un po', dove lo metteresti questo alfiere? Lo metteresti in E2? Lo metteresti in C4? Lo metteresti in B5? Lo metteresti in A6? Dimmi un po', dove lo metteresti questo alfiere? Kasparov decide di mettere questo alfiere in una casa che probabilmente non ti verrebbe in mente, che è la casa A6. Ok, sì, l'alfiere controlla questa diagonale e questa diagonale, ma di cosa se ne fa? Ma se ne fa che controlla questa casa. Ora la torre C1 è diventata imbattibile perché non può essere contrastata da una torre C8, dunque questa casa 6 per questo alfiere è veramente fortissima. È il turno del nero, che gioca cavallo in E4. Questi cavalli si fanno assolutamente insidiosi, sguazzano per il fatto che non c'è più l'alfiere in D3 e quindi assolutamente occupano delle ottime case. Ovviamente c'è anche questo alfiere minacciato. Kasparov dà molta importanza a questi alfieri, alla coppia degli alfieri, e gioca alfiere in E1, ritirata. È il turno del nero, che gioca donna G5. Ok, si è creato un attacco a raggi X sul punto G2 con la donna e l'alfiere, quindi ora il nero dovrà trovare un modo per togliere questo cavallo
in modo tale magari da creare anche una bella minaccia, per esempio non so, cavallo C3 che minaccia anche la donna, e poi si attaccherà con idea di matto sul punto G2. In che modo Kasparov troverà una bella difesa? E questa è interessante, qui probabilmente ci verrebbe quasi da giocare, non so, un cavallo in F3, catturo di cavallo, vado di donna, però dopo ci sono gli attacchi di scoperta, allora posso giocare G3, però G3 indebolirebbe un po' le case chiare. Kasparov trova una soluzione degna, degna di lui, che è F4. F4, attacco doppio, ma ovviamente il nero riesce a svincolarsi di questo attacco doppio. Questa è una spinta che è stata calcolata con estrema precisione, anche se così il nero può aumentare la pressione sul punto G2. Kasparov ha calcolato bene e ha calcolato più a fondo del suo avversario, e lo vedremo. Donna G6 per mantenere sempre la stessa pressione. F per E5, Kasparov va in vantaggio di un pezzo. Cavallo in C5, ora si è liberato l'attacco di matto e questo cavallo ovviamente minaccia questo alfiere che è indifeso. Alfiere G3 per parare l'attacco frontale e dunque anche il matto, e adesso cavallo per A6 e cavallo in F5. Ok, la linea del gioco del nero non so se è tanto da condividere, praticamente siamo in pareggio con il numero di pezzi, abbiamo 2 pezzi leggeri. Sì, i pedoni del bianco sembrano deboli, ma in realtà sono il suo punto di forza, e il nero si ritrova con questo cavallo a bordo scacchiera che non può andare da nessuna parte, se non quello, diciamo, di ritirarsi, ma sarebbe una mossa molto molto lenta, oltre che chiuderebbe la torre in A8. Dunque Kasparov aveva già visto questo tipo di mossa e aveva visto che sarebbe stata una situazione favorevole per lui. Aveva visto tutta la continuazione, aveva visto anche questa mossa a cavallo in F5, e dunque è interessante. Quindi in realtà questi pedoni, come dicevamo, che sembrano deboli, in realtà costruiscono la base per la pressione che farà. Ci sono tanti modi ora per concretizzare, ma Kasparov, da giovane gran maestro sedicenne, decide di portare tutte le sue forze sull'arrocco avversario. Il nero gioca torre in A, va in E8, perché il nero non può catturare, poiché a seguito di questa cattura permetterebbe la cattura di questo alfiere, e questo cavallo, se prima non si poteva muovere, adesso si può muovere ancora meno, perché non può neanche più fare questa manovra di riposizionamento, perché ora c'è questa donna fortissima che controlla tutte queste case, quindi non sarebbe convenuto, ok? Dunque torre in A va in E8, il cavallo va in D6, guarda che avamposto bellissimo che si è trovato questo cavallo, che adesso minaccia case e pezzi veramente importanti. La torre va in E7 anche per supportare il punto in F7, e adesso altra mossa geniale, torre in F4. Ora la donna deve essere posta al riparo dalle minacce praticamente di torre G4. Ora supponiamo che il nero faccia una mossa insensata, come non so, cavallo B8, si minaccia torre in G4, la donna si sposta, va in H6, alfiere in F4, la donna si sposta e va in H5, e ci sarebbe questo bellissimo attacco di torre per H7, scacco e ovviamente attacco di scoperta su donna. Quindi c'è questa concretissima minaccia. Il nero decide di parare questa minaccia di torre in G4 con H5, creando anche un'eventuale poi via di fuga per il proprio re. È il momento ora di portare avanti il proprio attacco. E4, questo pedone è supportato sia dalla torre che dall'alfiere, minaccia questo alfiere che va in A8. Guarda, il nero sta portando tutti i suoi pezzi negli angoli a bordo scacchiera, in posizioni veramente poco attive. Alfiere H4 minacciando la torre,
che va in D7. Attenzione, ricordati di questa diagonale bellissima, ricordatela per il futuro. Torre in C3. La torre prende la terza traversa e può riposizionarsi sulle case che meglio preferisce. Donna in H6, un altro pezzo a bordo scacchiera. Sta disintegrando pian pianino un gran maestro, ragazzi. Donna in F1, cavallo C7, questo povero cavallo cerca un modo per riposizionarsi, anche se non se ne vede. E ora torre in C va in F3. Qui Kasparov ha triplicato i pezzi sulla colonna F, senza tener conto che c'è anche un bellissimo cavallo che fa pressione sul punto in F7. E ha ottenuto praticamente tutto questo tramite mosse semplici, cioè tutte mosse semplici prese singolarmente, ma il piano alla base era veramente geniale, cioè progettare tutto questo e arrivare in questa posizione sicuramente non era semplice. F5, unica probabilmente mossa difensiva, e adesso ovviamente presa al parco. E per F6. Interessante questa mossa, vero? Kasparov lascia indifeso il proprio cavallo per catturarsi questo pedone e in futuro o catturare questo pedone o fare leva su questo pedone passato. Incredibile, incredibile. Torre per D6. E adesso F7, scacco, quindi decide di tenersi il pedone passato, re in H7, alfiere per E7, eccolo l'alfiere che si intrufola su queste case scure che erano rimaste deboli, E5, alfiere ovviamente per F8, e adesso c'è questo pedone vicino alla promozione, si minaccia questa torre. C'è questo punto che può essere attaccato più volte. Io fossi il nero avrei già abbandonato, ma abbandonare contro un sedicenne non è mai carino. Pedone per F4 perché c'era la torre in presa. Alfiere per D6, ok, togliamo tutte le torri dal gioco. Donna per D6, fa tutto piano, parte del piano. E adesso altra mossa incredibile. Donna D3 con possibile attacco di scoperta, e ovviamente c'è un cambio di donne. Dici, ma com'è possibile che Kasparov chiede un cambio di donne? Questo potrebbe appiattire la partita? In realtà questo è il modo più diretto per concretizzare il vantaggio, cioè il bianco migliora al massimo la posizione dei suoi pezzi che contrastano in tutti i modi il suo avversario. A seguito di un cambio di donne, dopo questa e questa, il nero che cosa può fare? Può innanzitutto cercare di muovere il cavallo qui per evitare la promozione, ma dopo torre di 6 che minaccia il cavallo si deve togliere, deve andare in F8 con torre di 8 io vado a fare questo attacco doppio, mi pappo uno dei due pedoni e buonanotte, uno dei due pezzi e buonanotte. Perciò torniamo indietro, siamo qui su donna D3. Su donna D3 il nero decide di giocare ora donna in E7, guarda come pian piano Kasparov prende il vantaggio, incredibile. Donna C4, ovviamente per tenere il proprio pedone, re in H6, torre per F4, cavallo in E6, controllando questa casa, minacciando la nostra torre, donna C8, è questo quello che interessa al bianco, donna D6, donna H8, scacco, re G6, promozione di pedone e si trasforma in realtà in cavallo, me l'ha trasformato solo in regina ma in realtà è un cavallo, scacco, cattura di cavallo, donna per F8, il nero gioca donna in D1, scacco, re in F2, donna in D2, scacco, gli scacchi da disperazione, re G3, donna in E1 e su re H3. Il nero abbandonò, non ci sono più possibili scacchi, sì c'è lo scacco in E3 ma a seguito di G3 finalmente gli scacchi sono finiti e il nero è in balia degli scacchi di donna, di torre, di possibili attacchi di matto, scacco, poi si potrà prendere il punto H5, insomma
è questione veramente di poco. Quel computer dà uno scacco matto in 9 mosse, quindi il Gran Maestro ovviamente avrà visto la pessima situazione del suo re, ma come abbiamo già detto più volte, non è che tanto che uno abbandona perché vede che il suo re prenderà matto, ma abbandoni perché non hai mosse migliori da fare. Questa forse è la cosa più umiliante, cioè che cacchio faccio io da nero? Non posso più dare scacco, sì, posso prendermi questo pedoncino, però poi tu mi attacchi qui ed è scacconato il Pokémon. Cioè, quando non c'è più controgioco, non c'è nulla da fare, è veramente inutile continuare a rimanere sulla cacchiera e perdere un sacco di tempo. Va bene ragazzi, spero che la partita di oggi vi sia piaciuta e mi raccomando, ci vediamo domani con altri importantissimi video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!